Luglio, chi l'ha visto? Spiagge deserte, case vacanza di montagna chiuse, maledetta pioggia. In Veneto in quest'ultimo mese ne è caduta una quantità record, come non succedeva da 30 anni, una media di 200 mm. Il precedente dato medio record di luglio era del 2002, con 85 mm. Quest'anno ne è caduta più del doppio. C'è una spiegazione precisa e si chiama latitanza dell'anticiclone delle Azzorre o anche dell'anticiclone nordafricano. Provincia di pianura più bagnata dalla pioggia, Venezia, con picchi di 240 mm. E nella provincia balneare per eccellenza del Veneto si archivia un luglio con ombrelloni chiusi, ombrelli aperti e maniche lunghe. E si punta tutto su agosto per salvare la stagione, sperando di allungarla fino a ottobre. Puntiamo molto sul mese di settembre, contando magari in una piccola ripresa nel mercato italiano che in effetti dà forti segnali di sofferenza nel corso della stagione 2014. Abbiamo già delle iniziative, tra cui due importanti in settembre, che è la qualificazione per i mondiali di beach soccer che faremo dal 1° al 14 e la finalissima dei Miss Italia che sarà il 14 settembre con le ragazze che arriveranno già verso il 20-25 agosto. Commercianti e albergatori hanno calcolato un danno di 5 milioni al giorno sul litorale veneziano per il calo di turisti. Ci sono famiglie che chiedono di spostare a fine agosto le ferie già prenotate. C'è chi se ne va, c'è l'amante della spiaggia che magari aspetta appunto tutto l'anno questa settimana di caldo, purtroppo se ne va malcontento, i bambini magari che vogliono giocare in spiaggia, sono irrequieti. Sì, normalmente in Germania c'è brutto tempo, ma in questi giorni nella nostra città ci sono 30 gradi. Stiamo pensando di andarcene. Non c'è il sole, ma in Inghilterra piove sempre, quindi va comunque meglio. Oggi torniamo a casa, ma verremo anche l'anno prossimo. A Treviso la FIPE lamenta incassi in calo del 40% nei locali con plateatico. Gli agricoltori dicono di perdere €500.000 al giorno tra verdura buttata e verdura invenduta, perché non fa caldo e la gente preferisce altro cibo. In collina e in montagna ci sono state alcune frane dovute alle cosiddette bombe d'acqua, cadute in zone circoscritte. I temporali e i rovesci sono generati da nuvole che hanno un forte sviluppo verticale, ma non sono molto estese dal punto di vista orizzontale. Prossimo fine settimana ancora con tempo incerto, non stabile e, premettendo che le previsioni meteo non vanno oltre i 5-7 giorni, ecco come il meteorologo Monai vede la situazione del mese entrante. Se luglio è stato così instabile, non è affatto detto che lo sia agosto.